Cari telespettatori, eccoci insieme anche quest'oggi, siamo in diretta e affrontiamo nuovamente la questione degli artigiani, un po' perché siamo sollecitati da tanti che appartengono alla categoria. Effettivamente le partite IVA e gli artigiani nei vari ambiti, nei vari settori sono veramente tantissimi, molti chiedono aggiornamenti sui ristori, tanti e anche tanti cittadini chiedono ragguagli relativamente al famoso bonus del 110% e poi ci sono vari settori che sono stati pregiudicati in qualche modo, hanno avuto pregiudizio dalla situazione anche gialla della nostra regione, quindi chiedono cosa sta succedendo. Insomma, bisogna fare un po' una panoramica. C'è stato poi la manovra di bilancio regionale, un'audizione significativa. Insomma, per parlarne noi abbiamo qui con noi Roberto Boschetto, ben ritornato. Questa volta in veste di presidente, di neoeletto presidente di Confartigianato Imprese del Veneto, quindi in rappresentanza di tutte le imprese del Veneto, e quindi possiamo rispondere a tutti gli appartenenti alla categoria. Ben arrivato in questa nuova veste, presidente. Grazie e buongiorno a tutti. Perfetto, allora tra l'altro ricordiamo lei è anche presidente Confartigianato Imprese di Padova, il logo è perché attualmente fisicamente si trova per questioni di comodità logistica nella sede padovana, ma comunque è in rappresentanza del Veneto. Allora, un nuovo incarico, bello, prestigioso, importante, che cosa ne pensa di questo passo in là, passo in crescita? È un passo importante perché oltre a rappresentare la mia provincia, devo rappresentare tutte le province e quindi abbiamo da quello che è Venezia rispetto a Belluno, quindi situazioni molto diverse. Però alla fine i problemi sono sempre gli stessi, quelli che stiamo purtroppo vivendo da un anno a questa parte. E quindi sono qui assieme ai miei colleghi per rappresentare al massimo tutti i nostri associati. Lei che appunto adesso viene appunto da una visione di territorio provinciale, aprendosi agli altri territori provinciali di altre città, cosa nota? Nota delle differenze? Ci sono delle peculiarità? Ci sono ambiti che si possono ritenere anche naturalmente privilegiati o svantaggiati rispetto agli altri nel panorama generale? Grosso modo i temi e quindi le problematiche sono le stesse. Quello che caratterizza maggiormente abbiamo, come dicevo poc'anzi, Belluno perché ha tutto il fronte della montagna e Venezia perché Venezia è la nostra città principale e quindi legata al mare, quindi con le caratteristiche e la situazione che ne compete. Come sta andando il settore artigiano? A fronte del cassa integrazioni ricevute e non ricevute, ristori ricevuti e non ricevuti, proroghe delle tasse, insomma c'è un bel panorama. Sì, questo è un po' il problema vero della situazione nostra veneta e quindi di noi artigiani. Se partiamo da quello che sono stati i decreto ristori, da un lato è triste pensare che un governo debba fare fino adesso 4 decreti quando i problemi sono sempre stati gli stessi fin dall'inizio. Sono problemi che abbiamo già visto e vissuto nel periodo di marzo-aprile, che adesso stiamo rivivendo più o meno nella stessa situazione. Poi è spiacevole vedere che alcune categorie non vengono ricordate. Abbiamo dovuto ad esempio aspettare il decreto ristori ter per avere riconosciute alcune categorie come i fotografi, come i bus operator, come le tinto-lavanderie. Ecco, io non penso che ci vogliano 3 decreti per arrivare a questo. Ricordo inoltre che al governo basterebbe molto poco per sapere qual è la nostra situazione, perché dal 2019 abbiamo la fatturazione elettronica piuttosto che i scontrini, quindi basterebbe guardare quei dati e si avrebbe immediatamente quello che è veramente la situazione delle nostre imprese e quindi della vita nostra economica. Ecco, questo dispiace. Nel ristori 4 invece sono stati solamente spostati alcune scadenze fiscali portate più avanti. Rimane sempre però la tristezza che abbiamo bisogno di poter sopravvivere per andare oltre il fuoco e quindi oltre il Covid, e quindi questa azione
purtroppo sanitaria che stiamo vivendo a pieno e che insomma penso che sia agli occhi di tutti, questa rimarrà tale di sicuro fino a primavera. D'altra parte abbiamo già provato questa situazione e quindi non occorre avere bisogno di esperti, ma esperti ormai siamo diventati noi stessi, che fino a aprile-maggio la situazione rimarrà così, sperando dopo in un vaccino piuttosto che sperare, come abbiamo già visto, in una situazione che il virus si abbassa e che quindi si possa ritornare a lavorare in condizioni migliori, insomma. Questa è un po' la situazione che stiamo vivendo e che quindi questa Italia e quindi questa nostra regione purtroppo affronta. Tocca con mano. È arrivato un messaggio: il settore artigiani insieme a piccole e medie imprese devono unirsi e fare sciopero fiscale, altrimenti non andremo da nessuna parte. Siete il passato, il presente, speriamo il futuro. Senza di voi l'Italia è morta. Sciopero fiscale, insomma c'è tanta febbre su questo tema. Su questa domanda purtroppo da un lato ricorre spesso tra di noi. Infatti riceviamo tante mail su questa cosa. Perché più di qualche volta partecipo a riunioni piuttosto che vivere personalmente, che abbiamo momenti di rabbia e che quindi viene da dire perché devo continuare nonostante questa situazione a lavorare e soprattutto a continuare a pagare le tasse, perché le tasse alla fine sono arrivate anche le tasse sui rifiuti in questi giorni, e quindi in questo caso parlo del comune di Padova, ma arrivano dappertutto. Purtroppo le abbiamo pagate uguali. Ecco, è difficile poter pagare i rifiuti uguali quando abbiamo avuto marzo-aprile che non abbiamo proprio lavorato. È impossibile. E così lo è anche per l'IMU, così lo è per tutte le tasse che in questi giorni siamo costretti a pagare. Non si può pagare le tasse se non si ha possibilità di lavorare, quindi non è che dipenda da chissà che cosa, dipende che le nostre aziende non riescono a lavorare, non riescono in questo momento a lavorare a pieno ritmo, soprattutto alcuni settori. Ricordo benissimo che turismo e quindi tutto quello che riguarda la ristorazione e le filiere che girano attorno a questo sono praticamente ferme. Non si può lavorare il 50% mantenendo gli affitti, mantenendo le spese, è impossibile. Assolutamente. Ecco, tra gli altri il settore che ci è stato sottolineato, forse perché noi ci occupiamo di questo, quello della comunicazione, degli eventi e delle cerimonie di cui si parla poco, completamente bloccato. E dicono però noi abbiamo dei costi fissi, delle situazioni da mantenere, c'è un dialogo, un'apertura di dialogo con il governo, non lo so, una condivisione anche di prese di posizione, avete riscontrato qualche cosa per tante categorie che anche lo stesso settore orafo per esempio ha avuto dei cali, non è cosa di poco conto, questo poi a livello anche mondiale. Sì, noi lo riscontriamo soprattutto a livello regionale e provinciale, questo per gli orafi, e di certo in questo momento non è che venga la voglia di andare a investire o a fare un regalo. Adesso la preoccupazione è quella di poter riuscire a pagare le tasse e poter andare a fare la spesa. Ricordo che la cassa integrazione è ferma a giugno dei nostri collaboratori, non è poco, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, sono 5 mesi che i nostri dipendenti non ricevono la cassa integrazione. Sembra che da fine settimana scorsa siano arrivati da Roma con la possibilità quindi di su 5 pagarne 8. Ecco, anche in questo caso sul decreto di Ferragosto erano stati impegnati del denaro per pagare le casse integrazioni. Però da agosto siamo arrivati adesso. Cioè, cosa vuol dire siamo arrivati adesso? Novembre, primi dicembre, che adesso arrivano i soldi. Questa è tutta burocrazia secondo me, perché ma stanno altrimenti non vedo il motivo. Soldi. Stanno arrivando questi soldi stanno arrivando adesso? Sì, i soldi arrivano per gli artigiani arrivano all'EBAV e l'EBAV distribuisce ai dipendenti artigiani e distribuirà luglio, agosto, settembre, ottobre.
se ne avanzano a novembre. Noi anche in questo caso a livello nazionale abbiamo chiesto di fare un'aggiunta per pagare anche novembre, sì. Perché voglio vedere il Natale come viene fatto, cosa avverrà a Natale, perché l'economia funziona nei consumi, non c'è altra ricetta, se c'è consumo c'è anche economia. Ecco, purtroppo non c'è per noi piccoli imprenditori, peggio ancora per quella categoria importante che sono i nostri collaboratori, che non avendo la cassa integrazione, e parlo di categorie che la cassa integrazione la stanno sfruttando ancora minimo al 50%, parlo degli acconciatori, parlo delle estetiste, parlo, come avevo già detto, di tutta la filiera dell'alimentazione, ecco, sono tutti, e come diceva anche lei, tutta la filiera degli eventi, e quindi i fotografi, sì. E quindi tutte quelle aziende che lavoravano per quanto riguarda gli eventi, quindi sono i catering. Ecco, sono tutti settori di lavoro importanti che sono riusciti a lavorare luglio-agosto e dopo già con settembre hanno dovuto tornare a chiudere e quindi a lasciare in cassa integrazione. Anche in questo caso, come la ristorazione, ci siamo trovati nel giro di poco tempo che queste nostre aziende artigiane hanno dovuto chiudere avendo magari fatto e acquistato delle forniture. E quindi dove mettono tutto sto cibo? Cioè, c'è un insieme di situazioni che pone in difficoltà e una difficoltà tale che portano alla chiusura delle aziende. E senza economia voglio vedere come va questa povera Italia. Secondo lei questi provvedimenti che sono stati presi, varie chiusure e tutto, sono provvedimenti congrui, hanno riflettuto effettivamente tutte le possibili variabili che c'erano da prendere in considerazione anche in proiezione di quello che poi pensano di fare col nuovo DPCM per il Natale che già si preannuncia, insomma con qualche variabile di non poco conto, cioè apertura o non apertura dei ristoranti il giorno di Natale che muove un po' di euro, poca cosa per carità, ma esatto, oppure era necessario avere più condivisione, insomma più dialogo anche con voi categorie produttive, voi artigiani, voi commercianti e quant'altro. Sì, purtroppo infatti la situazione, quella che si prospetta, è triste. Bisogna tener conto che nel 2019 sono state da parte delle imprese, le imprese artigiane hanno lavorato per il Natale pari a 1,9 miliardi. È una cifra importante. Io voglio vedere quest'anno come verrà e se potranno spendere i soldi. Primo per quello che abbiamo già detto, perché certo, non ci sono in tasca quattrini. Secondo, perché la restrizione dovuta, per carità, sta toccando un po' tutti, non c'è nessuno che possa scappare. Fortunatamente io sento molte aziende e quindi anche aziende artigiane che hanno subito qualche dipendente positivo e che purtroppo anche in questo caso la difficoltà è quella di mettere le consegne dei lavori in termini diversi e quindi avere dei problemi con i clienti. Quindi si va incontro a mille difficoltà, però è vero che insomma questa situazione sanitaria dobbiamo viverla e condividerla purtroppo. Io penso che tutto è utile, per cui anche riuscire a vendere una brioche per un nostro pasticcere piuttosto che un pasto a un nostro ristoratore sia importante. Io penso che questo governo debba dare dei ristori che cadono ad ombrello su tutti coloro che hanno un calo di fatturato. E come dicevo prima, il calo di fatturato è possibile vederlo e valutarlo dalla fatturazione elettronica e dagli scontrini. Certo. Questo è semplice ed è possibile. Dall'altra parte, invece, secondo me, come è già stato fatto ieri a livello della Regione Veneto, pensare alla ripresa. Bisogna pensare che subito dopo questa situazione le imprese abbiano la possibilità di lavorare. Certo. Ecco per cui bisogna pensare a creare un movimento di lavoro, quindi vuol dire economico, affinché subito dopo questa situazione, come si diceva, dopo la situazione
difficile che sarà fino ad aprile, si possono aprire cantieri nuovi. Assolutamente. Dopo io la interrompo, entriamo nel merito, perché poi mi accennerà al discorso della manovra di bilancio regionale, cantieri nuovi, quindi bonus 110 che dobbiamo assolutamente soffermarci, e leggeremo anche i messaggi che abbiamo appena lanciato, però non ho letto in studio, così può anche commentarli. A tra poco, pubblicità, un secondo.